La Capitaneria di Porto ha disposto che le ricerche non siano interrotte e proseguiranno perciò per tutta questa notte, nella speranza di ritrovare l'uomo di 57 anni residente a Cavallino Treporti, ancora disperso, che non ha fatto più ritorno a casa dopo essere uscito al largo per una battuta di pesca notturna a bordo della sua barca. A dare l'allarme è stato il figlio, non appena si è reso conto che il padre non era più rientrato a casa. Un pescatore esperto. Sono ore di angoscia per i familiari e gli amici in tutto il litorale, ma anche fondamentali per le ricerche. La Capitaneria di Porto, dal canto suo, ha messo in campo un imponente sistema di sicurezza con uomini e mezzi, sia di terra che di acqua, nella speranza di ritrovare l'uomo ancora vivo, ma fino ad ora le ricerche non hanno avuto alcun esito. Nelle prossime ore interverranno anche i sub e i sommozzatori della Guardia Costiera. È stato invece ritrovato il barchino dell'uomo, letteralmente rovesciato, ma senza alcun occupante a bordo, nella zona di Punta Sabbioni, poco lontano dalle barriere del Mose. Insieme alla Capitaneria di Porto sono mobilitati anche i vigili del fuoco. Anche la fitta nebbia ha reso più complicate e lunghe le ricerche, soprattutto nella mattinata, ma si continua a cercare senza alcuna interruzione.